tutti, buonasera, benvenuti al nostro Adorarti. Visto che siamo così tutti gioiosi, tutti allegri, ti invito a alzarti in piedi con questa stessa allegria e con questa stessa allegria dare un abbraccio a tutte le persone vicino a te a cui ancora non hai dato un abbraccio. Dagli un abbraccio, saluta questa persona con la pace del Signore, dagli una parola di benedizione per la sua vita. Profetizza nella sua vita che questa sera potrebbe essere un culto in cui il Signore si rivelerà in un modo nuovo, in un modo unico nella vita di questa persona. Amen. Sono convinto che Dio abbia cose grandi per noi questa sera, come sempre. Per questo io ti invito in questo momento a rilassare il tuo spirito e pregare il Signore che Lui possa rivelarsi a noi oggi, che possa manifestarsi a noi, che oggi possa parlare al nostro cuore, trasformare le nostre vite, che oggi il suo spirito possa esultare dentro di noi finché la nostra adorazione sale a Lui. Preghiamo il Signore che possa essere una serata di benedizione per le nostre vite. Padre, nel nome di Gesù ti vogliamo lodare, Signore, questa sera e adorare, perché tu sei degno, Signore, sei degno di tutto questo, sei degno del nostro meglio, Dio. E per questo, Padre, noi siamo qua oggi, siamo qua ai tuoi piedi, siamo qua con le nostre mani alzate, Signore, con le nostre voci alzate, clamando a te e chiedendoti, Dio, che tu possa manifestarti a noi in questa serata di adorazione e di lode. Vieni, Signore, a benedire ogni persona, ogni famiglia qua rappresentata. Che questa sera possa essere una sera di rinnovo delle nostre case. Che questa sera possa essere una sera di restaurazione. Che questa sera possa essere una sera di pienezza del tuo spirito nei nostri cuori. Che ogni lode che noi faremo, Signore, possa essere ricevuta da te come il nostro migliore sacrificio e che la tua gloria possa spargersi e versarsi sulla tua Chiesa. Nel nome di Gesù, Dio, io ti chiedo, benedici questo culto, benedici la tua Chiesa. Amen. Alleluia. Voglio sentire un gloria, Signore, gloria! Più forte, gloria! È giorno di festa. Voglio vedervi saltare, lodare, glorificare il nome del Signore. Glorioso, noi cantiamo. Noi gridiamo, Cristo ti loderò, il tuo
alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa Possiamo sentire solo la Chiesa. a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. L'allegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. È a nostra forza. Allegria. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Il Signore merita un applauso più forte, vero? Gloria a Dio, gloria a Dio. Senti già la presenza dello Spirito Santo qui? Amen. Alleluia. Alleluia. Io ti invito a non essere soltanto uno spettatore di questo culto. Non venire qua solo con la voglia di guardare, ma che tu abbia voglia di partecipare a questo culto. Noi non veniamo qua per essere semplici spettatori, ma noi veniamo qua per offrire qualcosa, e non qualcosa di poco valore, ma il nostro meglio. Se tu sei venuto qua nella sala di intercessione, devi dare la tua miglior preghiera. Se tu sei venuto qua ad adorare, devi dare la tua miglior adorazione. Se sei venuto qua per predicare, dai la tua miglior predica. Non è per gli altri, ma è per Dio. E se è per Dio, Lui si merita il meglio. Quindi questa sera io ti invito ad alzare la tua voce, alzare la tua mano e dichiarare il nome del Signore. Il nome del Signore è qui in questo luogo. Dichiariamo Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, perché nel suo nome c'è potere. Il suo nome cura, il suo nome salva, il suo nome spezza ogni catena in questo luogo. E se c'è qualcosa nella tua vita che nel 2023 non è andato bene, dichiara per quest'anno, le cose cambieranno. Questo culto sarà un divisore d'acqua, perché questo è l'anno. Questo è l'anno del cambiamento, questo è l'anno della crescita, questo è l'anno di eccellenza per il Signore. Quest'anno è l'anno in cui le cose cambieranno, in cui le catene della mia vita si spezzeranno, in cui le muraglie cadranno, in cui io sarò curata da dentro a fuori. Sarò una persona curata che esce a curare altre persone ferite. Nel nome di Gesù dichiara questo per la tua vita, dichiara questo per il tuo anno. Le cose non saranno le stesse, perché Yahweh è qui. Io mi arrendo a te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo
Signore della guarigione, Yahweh. Mentre tu canti, Signore, stai spezzando le catene. Mentre tu canti, Signore, sta portando la guarigione. Yahweh è qui. Canta, canta, canta il Signore. Confidiamo che tu sei lo stesso ieri, oggi, domani e sempre. Confidiamo che tu non cambi, che tu sei lo stesso di generazione in generazione. Io confido in Dio, il mio Salvatore, perché Lui non fallirà. Lavato
salvato, lui non fallirà, lui non fallirà. Io confido in Dio, mio salvato, lui non fallirà, lui non fallirà. Se c'è una certezza che noi abbiamo e che noi preghiamo a Dio e Lui ci risponde, questa è la nostra certezza e la nostra speranza sta in Lui. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io ho cercato Dio e sempre Lui Mi ha risposto. e io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui Mi ha risposto. e io confido, ho cercato Dio e sempre Lui Mi ha risposto. ho cercato Dio. Sempre lui mi ha risposto. Cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido in Dio, il mio salvato. Lui non fallirà. Lui non fallirà. Io confido in Dio, il mio Salvato. Lui non fallirà. Lui non fallirà. e io confido in Dio, mio salvato. Lui non alza la tua voce, dichiara: io confido in Dio, io confido in Dio, mio salvato. Lui non e io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, Sempre lui mi ha risposto. e io confido in Dio, mio salvato. Lui non fallirà. Lui non fallirà.
não falirá. Eu confido em Dio. Aleluia. Aleluia. Confiamos em Ti, ó Deus. Aleluia. Eu confido em Dio. Ed io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà mai. Questo noi abbiamo una certezza che in nostro Dio noi possiamo confidare. Noi stiamo facendo un periodo di preghiera, sono 12 giorni. Forse tu non lo sai, ma noi siamo lì ogni giorno alle 10 a pregare a Dio come Chiesa, come un solo corpo, come unità. Quando noi predichiamo siamo uno in Cristo. Quindi noi dobbiamo pregare insieme. Pregare insieme. Una Chiesa che prega insieme non è distrutta. E questo periodo di preghiera noi confidiamo nel nostro Signore. Noi crediamo che Lui può fare infinitamente di più. Noi crediamo in ciò che Lui può fare. In questo momento noi faremo oggi, in questo momento qua. Tu puoi stare come vuoi, se tu vuoi inginocchiarti, se tu vai uscire del tuo posto. Ma noi faremo un periodo di preghiera. E oggi il periodo di preghiera che noi pregheremo è missioni. Perché noi si chiamiamo ADM. E questa M alla fine vuol dire missioni. E quindi noi vogliamo un despertamento, un risveglio dal Signore sul nostro cuore per missioni. Noi abbiamo una giovane che fa parte di questa chiesa che è in missione là fuori, che racconta tantissima testimonianza, che ha raccontato che Dio fa grandi cose tramite quando noi ci posizioniamo. E che quest'anno, questi 12 giorni significano 12 mesi dell'anno. E che quest'anno noi possiamo avere un risveglio. Che noi non possiamo aspettare il nostro fratello, noi non possiamo aspettare che i pastori, che i presbiteri, che le missionarie, ma che noi possiamo posizionarci come missionari che Dio ci ha inviato a questa nazione. Dio può fare grandi cose quando noi ci posizioniamo nella sua presenza. In questo momento io voglio che tu ti sinta libero, ma io voglio che tu preghi. Io voglio che tu preghi per il tuo cuore, io voglio che tu preghi per questa chiesa, io voglio che tu preghi per un risveglio missionario dentro il nostro cuore. Perché chi verrà il Signore se non há chi predica? Chi saprà che Dio esiste se tu non preghi, non predichi? Chi ascolterà il Vangelo se noi che capiamo e conosciamo questo non apriamo la nostra bocca? Chi? Dio aspetta. Dio aspetta che tu lo faccia, Dio aspetta che io lo faccia. E noi pregheremo in questo momento per un risveglio missionario nella nostra chiesa, nel nostro cuore. Amém? Tu puoi ginocchiarti, tu puoi sederti, tu puoi camminare per la chiesa, ma tu puoi pregare. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Spirito Santo, ecco la tua chiesa qua, Signore. Ecco la tua chiesa unita in preghiera, Signore. Ogni giorno noi ci riuniamo per pregare il tuo nome, Signore. E noi sappiamo che il Signore sta facendo già grandi cose, perché noi preghiamo a un Dio che fa cose impossibili, Signore. Ma, Signore, esiste una cosa, Signore, che il Signore ha detto a noi di fare, che questa cosa è: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Ah, Padre, questo il Signore ha lasciato a noi di fare, questo il Signore ha dato a noi come compito di fare. E Spirito Santo, noi vogliamo alzare la nostra voce questa sera. Signore, non voglio pregare per il mio vicino, e non voglio pregare per quello davanti, non voglio pregare, Signore, per le autorità di questa chiesa, voglio pregare per il mio cuore, Signore, per la mia vita, Signore, per la mia vita, Signore, che io possa avere un risveglio, Signore, dentro di me, che io possa avere un risveglio, Signore, che io possa, Signore, non riuscire a addormentar
addormentarmi, Signore, senza parlare del tuo amore almeno una volta al giorno per qualcuno, Signore. Spirito Santo, io so che questo anno questa città vivrà cose grandiose e questa chiesa ne fa parte di questo, Signore. Ma perché questo succeda, noi abbiamo bisogno di posizionarci come missionari in questa nazione, Signore. Noi dobbiamo posizionarci, Signore, non soltanto coloro che vengono a ricevere, non soltanto quelli che distendono le mani e dicono eccomi qui, Signore, sono pronto per la mia benedizione, ma coloro che noi possiamo posizionarci dicendo, Signore, eccomi, Signore, inviami, Signore, perché io sono pronto, Signore. E forse, Signore, non vuoi inviarci a una nazione diversa, forse, Signore, hai inviato proprio qua e noi stiamo fallendo in questo. Padre, in nome di Gesù, Signore, che da oggi in poi questa chiesa possa avere un risveglio, Signore, un risveglio nuovo, un cuore che brucia, Signore, per predicare il suo Vangelo, un cuore che non mette, Signore, Signore, che non si ferma, Signore, davanti ad ogni sfida, ma che prosegue perché sa per chi sta combattendo, Signore. Noi dichiariamo una chiesa missionaria, Signore. Noi dichiariamo cuori che bruciano per te. Noi dichiariamo cuori che bruciano per predicare il tuo Vangelo. Noi dichiariamo, Signore, una chiesa, Signore, che non guarda le sfide di questa nazione, ma guarda chi li ha inviato, Signore. Guarda chi li ha inviato. E il Signore ci ha inviato, Signore, e il Signore ci ha inviato in questa nazione, il Signore ha inviato in questa chiesa, il Signore ha inviato in questa città, il Signore ha inviato in mezzo alla nostra famiglia, perché noi entriamo lì e qualcosa di straordinario succede, Signore. E quindi che noi non possiamo fermarci, Signore, che noi non possiamo restare fermi, Signore, dove noi siamo, ma che il tuo Spirito Santo di Dio ci muova, Signore, ci muove in direzione, Padre, ci muove in direzione a ciò che il Signore ha scelto per noi, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Togli dal nostro cuore ogni sorta di scusa, togli dalla nostra bocca ogni sorta di scusa, Signore, ogni sorta di scusa, perché come ascolteranno la tua parola se non c'è chi predichi? Come faranno se non c'è chi predichi, Signore? Spirito Santo di Dio, togli dal mio cuore, Padre, togli dal mio cuore ogni sorta di scusa, Padre. Padre, una chiesa che ama missioni, una chiesa che ama il Vangelo, una chiesa che proclama il Vangelo, Padre, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, una chiesa che ama missioni, una chiesa che riconosce il suo nome, e questa chiesa c'è missioni nel suo nome, Padre. In nome di Gesù, noi siamo chiamati ad andare per tutto il mondo e predicare il Vangelo, Padre, che noi possiamo vivere questo, Signore, vivere questo come chiesa, Signore, vivere questo come unità, Signore, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Noi dichiariamo una chiesa missionaria. Noi dichiariamo una chiesa che ama questo. Noi dichiariamo, Signore, una chiesa, Signore, che rispondi alla tua chiamata, Signore, e che dice eccomi qui, Signore, inviami, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ed io confido, cercato Dio, sempre Lui mi ha risposto. cercato Dio. Sempre Lui, Hai cercato Dio? cercato Dio, sempre Lui. Mi ha risposto. E io confido in Dio. Mi salvato. Lui non fallirà. Lui non fallirà. Yes.
Togli ogni paura del nostro cuore, Signore. Togli ogni paura del nostro cuore. Togli ogni paura del nostro cuore, Signore. Noi crediamo nella tua chiamata, noi crediamo per ciò che noi siamo stati chiamati, Signore. Amen. Alleluia. In questo momento noi faremo il momento delle decime e delle offerte. E in questo momento sarà un momento anche speciale, perché come sapete noi abbiamo una sorella di questa chiesa che è in missione. E lunedì noi vogliamo inviargli un'offerta, mancano 2 mesi per finire la sua missione e lei ci ha raccontato tantissime testimonianze di ciò che Dio sta facendo, tantissime testimonianze. In un giorno in quel paese difficile hanno guadagnato 13 anime per Gesù in un giorno. Questo è straordinario, perché lì il Vangelo non può essere predicato. In un giorno hanno guadagnato 13 anime per Gesù. E noi vogliamo inviare questa offerta per lei. E quindi se tu vuoi portare la tua offerta, le tue decime qua, ma se tu vuoi dare un'offerta speciale per lei, tu vai là da missionaria Josiane, prendi una busta, metti la tua offerta e dici: questo è per la missionaria Sonia, si chiama Sonia Calvi, e adesso è in un paese perseguitato, che perseguitano il Vangelo, che non si può predicare, ma lei è lì con coraggio a parlare del nome di Gesù. Quindi questo è un momento speciale, perché forse tu non puoi andare fin là, ma tu puoi pregare e contribuire perché lei possa rimanere lì. Amen? Padre, in nome di Gesù noi benediciamo la tua chiesa, Signore. Noi benediciamo questo momento che è un momento di adorazione, Signore, di lode a te. Padre, grazie, Signore, perché abbiamo una chiesa che ha un cuore verso di te, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Io confido in Dio, mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà, Lui non fallirà. Amen. Prima del momento della parola, come abbiamo detto, ogni settimana di questo mese di gennaio vogliamo consacrare uno dei dipartimenti della Chiesa al Signore. La settimana scorsa è stato così per il ministero del Dipartimento dei Giovani e dei Teens, no? Il nostro gruppo Fusion. E oggi vogliamo consacrare al Signore i nostri bambini, i kids della Chiesa, insieme ai pre-teens della Chiesa. Quindi voglio chiedere a tutti i bambini, ai pre-teens, se possono venire qua davanti, così che la Chiesa possa pregare per voi, per consacrare le vostre vite al Signore in questo 2024.
Amen. Chiedo alla Chiesa se può stendere la mano verso questi bambini. Tu che credi che Dio ha messo nelle tue mani il potere di benedire vite, di consacrare vite, in questo momento preghiamo per ognuno di loro, per questi kids, per questi preteens, il futuro del regno di Dio su questa terra, che possa essere un anno in cui loro crescano non solo in statura, non solo in intelletto, ma ancora di più che crescano in fede e in esperienze col Signore Gesù. Amen. Padre, in questo momento, Signore, noi vogliamo mettere davanti a Te e consacrare a Te, Signore, ogni bambino della nostra Chiesa, Signore. Tutto il gruppo dei kids, dei preteens, Signore, che oggi sono qua presenti, anche coloro che oggi non sono potuti essere qua, Padre. Ti chiediamo, Signore, che Tu possa prendere ognuno di loro tra le Tue mani in quest'anno, Signore, che Tu possa accompagnarlo, guidarlo, Signore, facendolo crescere sì in statura, sì in intelletto, in saggezza, istruirlo, Signore, ma ancora di più che ognuno di loro possa crescere in spirito e in fede. Che, Signore, la loro vita possa essere una vita piena di gioia, piena di allegria, come deve essere la vita di un bambino. Che quest'anno possa essere un anno in cui la Tua stessa allegria possa essere la loro forza. Fagli, Signore, vedere le grandi cose che Tu hai preparato per loro, le grandi cose, Signore, che Tu puoi fare nelle loro vite. Che possa essere un anno di nuove esperienze con Dio, con nuove esperienze con Te, Signore. Che il Tuo Spirito si mostri e si riveli ad ognuno di loro in un modo nuovo. Nel nome di Gesù, Padre, noi consacriamo a Te questi ministeri della Chiesa. Ti chiediamo di riceverli e di fare di loro una grande generazione. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. 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 Padre, nel nome di Gesù, in questo momento ascolteremo, Signore, la Tua parola. Io ti chiedo, Dio, che Tu possa venire a ministrare nei nostri cuori secondo la Tua volontà, Signore, che tutto ciò che Tu hai preparato oggi per le nostre vite possa essere compiuto, Signore, che ogni Tua parola possa cadere su di noi, trovare una buona terra, Signore, mettere un seme che porti molto frutto e non tornare a Te senza che abbia compiuto ciò che desidera, Signore. Benedici, Signore, la vita di ogni Tuo figlio, di ogni Tua figlia qua presente questa sera, compiendo la trasformazione, il rinnovo, la restaurazione che Tu vuoi nelle nostre vite. Che questa Chiesa possa essere benedetta dalla Tua parola e dalla Tua presenza, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi? Vocês podem se assentar? Amen. Oggi voglio portarvi una parola Hoje quero trazer para vocês uma palavra che ho già portato in passato. que já trouxe no passado. Precisamente era novembre del 2022 Para ser preciso, novembro de 2022. e ancora mi ricordo perché portai quella parola. E ainda me lembro o porquê eu trouxe aquela palavra. Quando Dio mi rivelò questa parola che poi portai alla Chiesa. Quando Deus me revelou essa palavra que depois eu levei para a igreja. Eravamo in un periodo di 18 giorni di proposito, Estávamos em um período de 18 dias de propósito, insieme a tutti voi, quelli che erano presenti. junto com vocês, aqueles que estavam presentes. E uno di questi propositi era la lettura della parola, era un 18 giorni di devozionale. E um desses propósitos era 18 dias de devocional, de leitura da palavra. E io insieme all'Andrea avevamo fatto questo proposito insieme leggendo le lettere pastorali che ci sono nella parola di Dio. E eu e o André fizemos esse propósito junto, lendo as cartas pastorais na Bíblia. E nel primo versetto della prima lettera pastorale, E no primeiro versículo da primeira carta pastoral, che è la prima lettera a Timoteo, que é a primeira carta ao Timóteo, Dio subito mi fermò nella lettura Deus logo me parou na leitura
e cominciò a parlarmi qualcosa di nuovo sulla sua parola. Começou a falar algo novo sobre a sua palavra. E siccome che credo nell'importanza di ciò che Dio mi disse quel giorno, E se como eu acredito na importância do que Deus me disse aquele dia, ho deciso di riportare nuovamente quella stessa parola. eu decidi trazer de novo a mesma palavra. Anche perché la settimana scorsa, per chi c'era, Também porque semana passada, para quem estava, è successo qualcosa di bellissimo. aconteceu algo lindo. 7 persone 7 pessoas hanno riconciliato la loro vita con Gesù. reconciliaram a própria vida com Jesus. Molti di loro sono qua oggi, Muitos deles estão aqui hoje, per la gloria di Dio. para a glória de Deus. Hanno accettato Gesù o si sono riconciliati col nostro Signore. Aceitaram Jesus ou se reconciliaram com o nosso Senhor. E dopo la salvezza, no? Questo è stato un culto di salvezza veramente. Esse realmente foi um culto de salvação. E dopo la salvezza E depois da salvação, succede qualcosa nella nostra vita. acontece algo na nossa vida. E per questo, finito quel culto, E por isso, quando acabou o culto, già Dio stava ministrando nel mio cuore di portare questa parola. eu já estava ministrando no meu coração de trazer essa palavra. Perché quello fu un culto di salvezza Porque aquele foi um culto de salvação. e oggi dobbiamo andare al passo successivo alla salvezza. E hoje a gente tem que dar um passo à frente à salvação. So che predico quasi sempre, spesso, su un argomento, Eu sei que quase sempre eu prego sobre um argumento, che è quello su cui predicherò oggi, que é sobre aquele que eu vou pregar hoje, che è chiamata. que é chamado. Questa parola chiamata, questo argomento è qualcosa che brucia nel mio cuore. Essa palavra, esse argumento chamado é algo que queima, arde no meu coração. Forse qualcuno di voi dirà ancora, sentiamo una parola su chiamata. Talvez alguns de vocês estão dizendo, de novo a gente vai ouvir uma palavra sobre chamado. Ho avuto la conferma di portare questo messaggio Eu tive confirmação de trazer essa mensagem attraverso un video che la nostra sorella Daisy ha messo su Instagram. através de um vídeo que a nossa irmã Daisy colocou no Instagram. Io raramente entro su Instagram. Eu quase nunca entro no Instagram. La nostra leader di Instagram mi tira le orecchie perché dice che deve entrare a mettergli like ai post della chiesa. A nossa líder do Instagram puxa minha orelha porque diz que eu tenho que entrar e colocar like La nos leader posts. sarebbe lei. Eu sou a líder. Ma io non li vedo neanche i post della chiesa perché non ci entro su Mas eu Instagram. nem vejo porque eu nem entro no Instagram. Non è una cattiveria che faccio. Não é uma coisa por mal. Ma l'altro giorno, così casualmente, sono entrato Mas outro dia eu entrei assim e ho visto appunto questo video che la sorella Daisy ha messo e eu vi o vídeo que a irmã Daisy colocou. e ho fatto questione di ripostare, non si dice ho fatto questione in italiano, ho desiderato, fare questione di fare una domanda, ho desiderato ripostare questo video. E eu desejei, fiz questão de repostar esse vídeo. E questo video praticamente è un video di un predicatore, di un pastore, non so chi sia, Esse vídeo é um vídeo de um pregador, um pastor, não sei, che in questo video diceva che il culto non è per noi, que nesse vídeo ele dizia que o culto não era para nós, ma il culto è per Dio. mas o culto é para Deus. E quindi questo predicatore diceva che a lui non gli importava se la predicazione non piaceva alla Chiesa, E o pregador dizia que ele não se importava se a pregação não era do agrado da igreja, perché la predicazione deve piacere a Dio. porque quem tem que gostar da pregação é Deus. E quindi quando noi portiamo un messaggio, una predicazione biblica Então, quando trazemos uma mensagem, uma pregação bíblica, che può edificare la Chiesa perché è una predicazione che deriva dalla parola di Dio, que pode edificar a igreja porque é uma pregação que vem da palavra de Deus, anche se non è una predicazione che piace alla Chiesa, mesmo se não é uma pregação que a igreja gosta, a Dio piacerà. Deus vai se agradar. E in questo noi piacciamo a Dio. E nisso, Deus gosta de nós. Quindi io predicherò questo messaggio anche se qualcuno dirà ancora su chiamata. Então, eu vou pregar essa mensagem mesmo se alguns vão dizer ainda o chamado. Per questo vi invito a aprire le vostre Bibbie nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 1. Por isso, eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Sono felice che oggi non abbiamo dato gli avvisi, Estou muito feliz que a gente não deu os avisos hoje, perché io quando do gli avvisi mi piace troppo, ci perdo mezz'ora a dare gli avvisi. porque quando eu dou os avisos eu gosto muito e perco meia hora. E quindi adesso sono ancora le 9 di sera E agora é ainda 9 horas da e noite. quindi posso predicare per un'ora. E eu posso pregar por 1 hora. Che gioia! Que alegria. Prima di cominciare con il nostro testo voglio anche
presentare i visitanti di questa sera. Antes de começar com o texto, eu quero apresentar os visitantes de hoje. Sono con noi Denner e Caroline, spero di non dire sbagliati i nomi. Estão di com a gente dietro. Denner e Caroline. E sono con noi anche Renan e Tuani, anche con voi spero di non sbagliare i nomi, che sono lì insieme al loro figlio Pietro. Renan, Tuane e seu filho Pedro. Eccolo. Cosa può dire la Chiesa per dargli il benvenuto? A igreja pode dizer: Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. A tutti voi il nostro desiderio sempre per i nostri visitanti è che non sappiamo come siete entrati, ma il nostro desiderio è che possiate uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo che ci sta accompagnando questa sera. Não sabemos como vocês entraram, mas o nosso desejo é sempre que vocês possam sair daqui com um pouco do Espírito Santo que nos acompanha aqui. Ok, Romani 1:1 dice così: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. La prima cosa che noi dobbiamo capire A primeira coisa que devemos entender da questo versetto desse versículo è che Paolo aveva una chiamata. é que Paulo tinha um chamado. Oggi noi ci baseremo su questo argomento chiamata in base alla chiamata di Paolo. Hoje a gente vai se basear no argumento que é o chamado de Paulo. E noi dobbiamo capire che Paolo aveva una chiamata. Paolo, apostolo di Cristo, E a gente tem que chiamato ad entender, essere, scusa, Paolo, servo di Cristo, chiamato a essere apostolo. a gente tem que entender que Paulo tinha um chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E tutti noi abbiamo una chiamata. E todos nós temos um chamado. Come abbiamo detto prima, Como dizemos antes, la settimana scorsa è stato un culto di salvezza. semana passada foi um culto de salvação. Oggi c'è il passo successivo alla salvezza. Hoje é um passo além da salvação. Perché una volta che noi siamo salvati, Porque uma vez que nós somos salvos, noi riceviamo la chiamata di Dio. recebemos o chamado de Deus. L'altra sera nella preghiera della chiesa l'Andrea ha citato il suo versetto preferito, Outro dia, na oração da igreja, Andréia citou o seu versículo preferido, Romani 12:2. Romanos 12, 2. Quando l'ha citato mi sono messo a pensare, sarà che io ho un versetto preferito? E quando ela citou, eu comecei a pensar, será que eu tenho um versículo preferido? Mi sono venuti in mente un po' di versetti che mi piacciono. Me vem em mente alguns versículos que eu gosto. Uno di quelli che mi piace di più è quello che dice: alcuni confidano nei carri, altri confidano nei cavalli, ma noi confidiamo nel Signore degli eserciti. E um dos meus preferidos é: alguns confiam nos carros, alguns nos cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Ma c'è un altro versetto che non so se è il mio preferito, ma sicuramente è il versetto che mi piace citare di più, Mas tem outro versículo que não sei se é o meu preferido, mas eu gosto muito de citar. che si trova in 2 Timoteo 1:9, E se encontra em 2 Timóteo 1:9. che dice così: Egli ci ha chiamati, Dio ci ha chiamato, Ele nos scusate, salvou. Dio ci ha salvato Ele nos salvou e ci ha rivolto una santa chiamata, e nos chamou com uma santa vocação, non a motivo delle nostre opere, não por causa das nossas obras, ma secondo il suo proposito, secondo il suo disegno divino. mas devido ao seu propósito. Questo versetto è un versetto sequenziale della nostra camminata cristiana. Esse versículo é um versículo em sequência da nossa caminhada Ci cristã. dice: Dio ci ha salvati Nos diz: Deus nos salvou e dopo la salvezza ci ha rivolto una santa chiamata. e depois da salvação ele nos deu uma vocação santa. Quindi nel momento in cui noi siamo salvati, Então, no momento que nós somos salvos, nel momento in cui ci riconciliamo con no Cristo momento em que nos reconciliamos com e lo Cristo, Spirito Santo viene ad abitare in noi, o Espírito Santo vem a habitar em nós. in quello stesso momento noi riceviamo una chiamata. Naquele mesmo momento nós recebemos um chamado, uma Anzi, vocação. riceviamo la chiamata. Recebemos o chamado. E qual è la nostra chiamata? E qual é o nosso chamado? Alcuni dicono: la mia chiamata è cantare. Alguns dizem: o meu chamado é cantar. La mia chiamata è fare parte del gruppo di lode, suonare uno Meu strumento. chamado é fazer parte do grupo de louvor, tocar um instrumento. Altri dicono: la mia chiamata è predicare, altri è ballare, Outros: o meu chamado é pregar, é dançar. altri è mettere la mia abilità al servizio della Chiesa. Outros dizem: é colocar a minha habilidade ao serviço da igreja. Queste non sono le chiamate che Dio ha per noi. Esses não são os chamados que Deus tem para nós. C'è una chiamata che Dio ha per noi, Tem um chamado que Deus tem para nós. una sola.
Não so. E noi troviamo questa chiamata nel Vangelo di Matteo, al capitolo 28, al versetto 19. E encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando Gesù dice ai suoi apostoli: Quando Jesus diz aos seus apóstolos: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando a loro ogni cosa che io vi ho insegnato. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Questa è la nostra chiamata. Esse é o nosso chamado. Non è cantare, non è ballare. La nostra chiamata è andare per il mondo e fare discepoli. Não é cantar, não é dançar, é ir pelo mundo e fazer discípulos. Ci sono persone che pensano che la chiamata di Dio Tem pessoas que acham que o chamado de Deus deve essere come quella che ricevette il profeta Samuele. tem que ser como aquele que o profeta Samuel recebeu. Non so se vi ricordate la storia, Samuele era nel tempio che dormiva, Não era sei se giovane. vocês lembram da história, Samuel estava no templo dormindo, era jovem. E a un certo punto nella notte, finché dorme, sente una voce che lo chiama: Samuele, Samuele. E em um certo ponto da noite, ele escuta uma voz que o chama: Samuel, Samuel. E era Dio che lo stava chiamando. E era Deus que estava chamando. Ci sono persone che oggi si aspettano ancora che Dio le chiami in questo modo. Tem pessoas que ainda hoje esperam que Deus chame elas desse Ci sono jeito. persone che stanno aspettando che Dio le svegli nel cuore della notte chiamando il suo nome. Tem pessoas que ainda esperam que Deus vai acordar elas no meio da noite chamando pelo nome. O che gli dia una grande visione, come successe con Ou Paolo. que dê uma grande visão, como aconteceu com Paulo. Se tra di noi c'è una di queste persone, Se entre nós tem uma dessas pessoas, o se qualcuno sta guardando, guarderà la live, ou se alguém está assistindo ou vai assistir a live, smettete di perdere tempo aspettando questa chiamata di Dio. parem de perder tempo esperando esse chamado de Deus. Se tu sei salvato, Se você é salvo, tu hai già ricevuto la tua chiamata. você já recebeu o teu chamado. Basta perdere tempo aspettando qualcosa che non accadrà perché è già accaduto nella tua vita. Para de perder tempo esperando algo que já aconteceu na tua vida. Dio ti ha già chiamato. Deus já te chamou. Lui ti ha salvato Ele te salvou e ti ha rivolto una santa chiamata. e te deu uma vocação santa. Tu sei già chiamato da Dio. Você já é chamado por Deus. Questo deve essere qualcosa che deve entrare bene nella nostra testa. Isso tem que ser algo que tem que entrar bem na nossa cabeça. Quanti qua pensano di essere salvati? Quantos aqui acreditam que são salvos? Alzino la mano, tutti quelli che Levanta pensano a mão. di essere salvati. Todos que acham, têm certeza que são salvos. Allora, voi che pensate che siete salvati, Vocês que têm certeza que são salvos, voi avete già ricevuto la vostra chiamata. vocês já receberam o vosso chamado. E quindi non è più tempo di perdere tempo, Então não é mais tempo de perder tempo, perché Dio vi ha già chiamato. porque Deus já chamou vocês. Amen. Amém. E quindi tutte quelle persone che dicono la mia chiamata è cantare, predicare, ballare, eccetera, eccetera, stanno sbagliando. Então todas aquelas pessoas que acham, que dizem que o chamado é dançar, pregar, cantar, estão errando? Non stanno sbagliando, dobbiamo capire che la nostra chiamata ha 3 punti. Eles não estão errando. A gente tem que entender que o nosso chamado tem 3 pontos. Il cosa, O quê? il come O como e il perché. e o porquê. Il cosa è quello che Gesù ci dice in Matteo 28:19. O que é o que Jesus nos diz em Mateus 28, 28:19. Andate per il mondo e fate discepoli. Ide pelo mundo e fazeis discípulos. Questo è quello che dobbiamo fare. Isso é o que nós devemos fazer. Allora entra in gioco il secondo punto di questa chiamata. Então entra o segundo ponto desse chamado. Come posso compiere la mia chiamata? Como posso fazer cumprir o meu chamado? Cantando, predicando, ballando, testimoniando le grandi cose che Dio ha fatto. Cantando, pregando, dançando, testemunhando as coisas que Deus fez. Questo è il come noi possiamo compiere la nostra chiamata. Isso é o como nós podemos cumprir o nosso chamado. Ma il terzo punto, Mas o terceiro ponto, il perché compiere la nostra chiamata, o porquê cumprir o nosso chamado, è qualcosa di magari più difficile da comprendere, é talvez algo mais difícil de compreender, ma forse di più importante, mas talvez mais importante. perché è la motivazione che ci spinge a compiere la nostra chiamata. Porque é a motivação que nos move a cumprir o nosso chamado. E tutti noi sappiamo E todos nós sabemos che più una motivazione è forte que mais uma motivação é forte e più impegno metteremo nelle cose. e mais empenho vamos colocar nas coisas. Per questo motivo oggi io voglio parlarvi di questo, Por esse motivo, hoje eu quero falar disso para vocês. della motivazione, del perché compiere la nostra chiamata. Da motivação do porquê cumprir o nosso chamado. Mi ricordo di una predicazione
Eu lembro de uma pregação di un pastore de um pastor che diceva così: se tu hai un titolo ministeriale, Ele dizia: se você tem um título ministerial, apostolo, pastore, presbitero, quello che è, apóstolo, pastor, presbítero, o que seja, quando tu ti presenti a qualcuno, quando você se apresenta a alguém, devi presentarti col tuo titolo ministeriale. você tem que se apresentar com o teu título ministerial. Piacere, pastore Enrico. Prazer, pastor Henrico. Piacere, presbitero Fabiano. Prazer, presbítero Fabiano. Col nostro titolo ministeriale. Com o nosso título ministerial. Non mi ricordo neanche le motivazioni per le quali questo predicatore diceva questo. Eu nem me lembro as motivações do porquê ele dizia isso. Forse una motivazione era perché diceva che se noi ci presentiamo col nostro titolo ministeriale, Talvez uma motivação era porque se nós nos apresentarmos com o nosso título ministerial, i demoni avranno paura di noi, os demônios vão ter medo de nós, no? Come avevano paura dell'apostolo Paolo. como eles tinham medo do apóstolo Paulo. Ma i demoni non hanno paura del nostro titolo. Mas os demônios não têm medo do nosso I título. demoni hanno paura di un cuore puro, Os demônios têm medo de um coração puro, di un cuore che non possono conquistare. de um coração que eles não podem conquistar. Non mi ricordo, forse non mi ricordo perché questo pastore diceva questo. Eu não me lembro do porquê o pastor dizia isso. So soltanto che quando avevo sentito quella predica Eu só sei que quando eu escutei aquela pregação, non ero d'accordo con quello che stava dicendo. eu não estava de acordo com o que ele estava dizendo. Ancora di più, no, scusate, non ero d'accordo con quello che stava dicendo. Não estava de acordo com o que ele estava dizendo. E quel giorno che avevo cominciato col devozionale con Andrea, E aquele dia que eu comecei o devocional com a Andrea, Dio mi aveva dato la conferma Deus tinha me dado a che confirmação quello che aveva messo nel mio cuore non era sbagliato. e o que ele tinha colocado no meu coração não estava errado. Perché è vero, Porque é verdade. quando noi leggiamo le lettere di Paolo, Quando lemos as cartas de Paulo, noi vediamo sempre che Paolo si presenta come apostolo. vemos que Paulo sempre se apresenta como apóstolo. Praticamente in quasi tutte le sue lettere Quase em todas as suas cartas, cominciano così: Paolo, apostolo di Cristo. ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Ma Paolo non si chiama apostolo nelle sue lettere Mas Paulo não se chama de apóstolo nas suas cartas per spaventare demoni para assustar demônios o ancora di meno per vantarsi del suo titolo, no? ou para se vangloriar do seu título. Paolo era proprio una persona che era contro il vantarsi. Paulo era uma pessoa contra se vangloriar. Insiste proprio nelle sue lettere a dire: dove sta dunque il vanto? Non dobbiamo vantarsi, tutto viene da Dio. E ele insiste nas suas cartas: não devemos nos vangloriar, tudo vem de Deus. E quindi perché Paolo, tutte le sue lettere le inizia dicendo Paolo apostolo di Cristo, come se volesse, sembra che si voglia vantare, no? Então, por que em todas as cartas ele começa Paulo, apóstolo de Cristo, como se ele estivesse se vangloriando? In realtà Paolo inizia ogni sua lettera in questo modo, Na verdade, Paulo começa todas as suas cartas desse jeito, perché subito dopo aver detto Paolo apostolo di Cristo, porque depois de dizer Paulo, apóstolo de Cristo, lui dice il perché è apostolo. ele diz o porquê ele é apóstolo. Lui dice il perché della sua chiamata. Ele diz o porquê do seu chamado. In molte lettere queste presentazioni sono proprio uguali, quindi non vedremo tutte le lettere di Paolo. E em muitas cartas a apresentação é igual, então a gente não vai ver todas. Ma ci sono 3 lettere Mas tem 3 cartas in cui queste presentazioni sono molto diverse em que essas apresentações são muito diferentes. e sono le 3 motivazioni che ci vengono date per i quali noi dobbiamo vivere la nostra chiamata. São as 3 motivações que ele nos dá porque nós devemos viver o nosso chamado. La prima la troviamo in Efesini, capitolo 1, versetto 1, A primeira a gente encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 1. che dice così: Paolo, apostolo di Cristo, per volontà di Dio. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Questa è la prima motivazione, questo è il primo perché di Paolo. Essa é a primeira motivação, o primeiro porquê de Paulo. In realtà questa stessa presentazione Na realidade, essa mesma apresentação noi la troviamo anche nella lettera ai Colossesi, nella prima e la seconda lettera ai Corinzi. a gente encontra em Colossenses, a primeira e segunda carta aos Coríntios. Paolo, apostolo di Cristo per volontà di Dio. Paulo, apóstolo de Cristo por vontade de Deus.
La parola di Dio ci insegna l'importanza del cercare la volontà di Dio, A no? palavra de Deus nos ensina a importância de buscar a vontade de Ci Deus. sono tantissimi passi della Bibbia Tem vários passos na Bíblia che ci spingono, ci invitano a cercare la volontà di Dio. que nos incentivam a buscar a vontade de Deus. Lo stesso Gesù nella preghiera del Padre nostro, la preghiera più conosciuta della Bibbia, O mesmo Jesus na oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida na ci Bíblia, insegna a pregare chiedendo che la volontà di Dio sia fatta. nos ensina a orar dizendo que a vontade de Deus seja feita. Noi dobbiamo pregare che la volontà di Dio sia fatta e non la nostra. Devemos orar que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E sempre Gesù E sempre Jesus ci insegna come Lui ha vissuto la volontà di Dio. nos ensina como Ele viveu a vontade de Deus. Quando quel giorno nel giardino del Getsemani stava pregando al Padre Quando aquele dia no jardim do Getsemane ele estava orando ao Pai, e Gesù non voleva salire sulla croce, no? Perché sapeva che avrebbe sofferto molto. e Jesus não queria subir na cruz porque ele sabia que ele iria sofrer muito. Ma in quella sua ultima preghiera disse così: Padre, se è possibile, Naquela última oração ele disse: Pai, se for possível, allontana da me questo calice, allontana da me questa croce, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa cruz. ma in ogni caso che sia fatta la tua volontà. Mas de qualquer jeito que seja feita a tua vontade. Gesù ci insegna a ricercare, a vivere la volontà di Dio. Jesus nos ensina a buscar e a viver a vontade de Deus. E non è sempre facile però, no? Nelle nostre vite capire qual è la volontà di Dio. Não é sempre fácil, né, na nossa vida entender qual é a vontade de Deus. Quanti di noi cercano di capire la volontà di Dio? Quantos de nós procuram entender a vontade de Deus? E quando preghiamo tante volte preghiamo secondo la nostra volontà e non secondo la volontà di Dio. E quando oramos várias vezes, oramos segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Perché nella preghiera mettiamo ciò che noi vogliamo e non ciò che Dio vuole, no? Porque na oração colocamos o que nós queremos e não o que Deus quer. La preghiera, fratelli, non è un modo per chiedere a Dio di fare la nostra volontà, A oração não é um jeito de pedir a Deus de fazer a nossa vontade, ma è un modo di allineare la nostra volontà con la volontà di Dio. mas é um jeito de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. In che modo noi possiamo capire qual è la volontà di Dio? E em qual modo podemos entender qual é a vontade de Deus? C'è un versetto in Deuteronomio 30, 19, Tem um versículo em Deuteronômio 30, 19, in cui dice così: e diz: Io ho posto davanti a te la vita e la morte. Convoco hoje o céu e a terra. Io ho posto... Non lo so, il mio è diverso, non so che Bibbia hai tu. Testimone di Geova. Io ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua famiglia. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quando noi scegliamo la vita, Quando nós escolhemos a vida, noi stiamo facendo la volontà di Dio. estamos fazendo a vontade de Deus. Ogni volta che tu devi fare un'azione, Toda vez que você tem que fazer uma ação, qual è l'azione? Chiediti qual è l'azione che posso fare che porti vita. se pergunte qual é a ação que eu posso fazer que traga vida. Qual è la decisione che io posso prendere che porti vita Qual é a escolha que eu posso tomar que traga vida a me e alle persone intorno a me? para mim e as pessoas ao meu redor? Ci sono scelte che portano morte, Tem escolhas que trazem a morte, ci sono scelte che portano vita. tem escolhas que trazem a vida. Quando noi prendiamo quelle decisioni che portano vita, Quando nós tomamos decisões que trazem vida, allora lì noi sappiamo che stiamo facendo la volontà di Dio. então ali sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Sembra difficile capire qual è la volontà di Dio, ma non è così difficile. Parece difícil entender qual é a vontade de Deus, mas não é tão difícil. Dio per noi ha vita e vita in abbondanza. Deus tem para nós vida e vida em abundância. E quello che Dio vuole che noi seminiamo è vita. E o que Deus quer que nós semeamos é vida. Quindi questa è la volontà di Dio. Então essa é a vontade de Deus. E quindi in che modo il fatto che Dio Então em que modo o fato que Deus ha scelto secondo la sua volontà Paolo escolheu segundo a sua vontade Paulo
può essere una motivazione per vivere la chiamata. Pode ser uma motivação para viver o chamado. In che modo il fatto che Dio ti ha scelto secondo la sua volontà? De que modo o fato que Deus te escolheu segundo a sua vontade? Perché questo versetto che abbiamo letto prima in Efesini 1:1 dice che Lui ci ha scelti per la sua volontà. Porque Efésios 1:1 diz que ele nos escolheu por sua vontade. In che modo il fatto che Lui ci ha scelti per la sua volontà De que modo o fato que ele nos escolheu por sua vontade può darci una motivazione? pode nos dar uma motivação? Pensa, ci sono miliardi di persone in questo mondo Pense, tem 1 bilhão de pessoas nesse mundo. e tra tutti E entre todas, Dio per la sua volontà Deus, por sua vontade, ha scelto te escolheu você come persona alla quale affidare la sua chiamata. como pessoa para dar o seu chamado. Pensa che onore che hai Pensa que honra que você tem. tra tutte le persone che ci sono al mondo. Entre todas as pessoas que tem no mundo, Lui ha scelto te. ele escolheu você. A te ha affidato la chiamata di andare a fare discepoli. Ele te deu o chamado de ir e fazer discípulos. A te ha affidato la chiamata di portare persone a Lui. Ele confiou a você o chamado de levar pessoas para ele. Poteva chiamare un altro Ele podia chamar outro, e invece ha chiamato te. em vez ele chamou você. Poteva salvare un altro Ele podia salvar outro, e invece ha salvato te. e em vez ele salvou você. Pensa che onore che hai. Pense que honra que você tem. Pensa come Dio prende cura di te. Pensa como Deus cuida de você. Questa è una motivazione Essa é uma motivação per il quale vivere la nostra chiamata. pela qual viver o nosso chamado. Dio ci ha scelto secondo la sua volontà. Deus nos escolheu segundo a sua vontade. Ha scelto te. Escolheu você. Poteva scegliere un altro, Podia escolher outro, ma Lui ha guardato la terra mas ele olhou na terra e in questa terra ha visto te e nessa terra viu você e ti ha scelto e escolheu você per fare la sua chiamata. para fazer o seu chamado. La seconda motivazione A segunda motivação la troviamo in 1 Timoteo capitolo 1 versetto 1. encontramos em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Dice così: Diz: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza. segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Possiamo ripetere un attimo insieme? Paolo, apostolo di Cristo Gesù, Vamos repetir junto? per ordine di Dio. Questa è la seconda motivazione di Paolo. Essa é a segunda motivação de Paulo. Paolo vedeva la sua chiamata come un ordine di Dio, Paulo via o seu chamado como uma ordem de Deus, come un comandamento che Dio gli stava dando. como um mandamento que Deus estava dando para ele. Che cos'è il comandamento? O que é o mandamento? Il comandamento è quell'insieme di leggi O mandamento é um conjunto de leis che Dio ci dà. que Deus nos dá. Dio aveva dato i comandamenti, se vi ricordate, i 10 comandamenti a Mosè, Se vocês lembram, Deus tinha dado os 10 mandamentos a e Moisés. dopo di quei 10 ne ha dati un'altra infinità. Depois daqueles 10 deu outros. E è giusto, noi non viviamo più in quel tempo, E é justo, a gente não vive mais naquele tempo. noi non abbiamo più i comandamenti dell'Antico Testamento, Não temos mais os mandamentos do Antigo Testamento. ma oggi noi ancora abbiamo una legge, Mas ainda hoje temos uma lei, che è la legge di Cristo. que é a lei de Cristo. E non pensate che la legge di Cristo sia più facile di quella dell'Antico Testamento. E não pensem que a lei de Cristo é mais fácil daquela do Antigo Testamento. Anzi, forse è anche più difficile. Talvez seja mais difícil ainda. Ma sapete, Gesù ci dà un consiglio per vivere all'interno di questa legge. Mas Jesus nos dá um conselho para viver dentro dessa lei. Nel Vangelo di Matteo, No Evangelho de Mateus, al capitolo 11, capítulo 11, Gesù ci dice così: prendete su di voi il mio giogo, tomai sobre vós o meu jugo, prendete su di voi la mia legge tomai sobre vós a minha lei e imparate da me che sono manso e umile di cuore. e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Gesù ci dice come vivere all'interno di questa legge, Jesus nos diz como viver dentro dessa lei. ci dice come rispettare i comandamenti che Lui ci ha dato, Nos diz como respeitar os mandamentos que Ele nos deu. ci dice imparate da me per vivere all'interno di questo, perché sono manso e umile di cuore. Ele diz: aprendam comigo a viver dentro disso, porque eu sou manso e humilde de coração. Se noi siamo mansi
e umili di cuore, se somos mansos e humildes de coração, noi riusciremo a rispettare tutta questa legge di Gesù. conseguiremos a respeitar toda essa lei de Jesus. Riusciremo a vivere all'interno dei comandamenti che Lui ci ha dato. Conseguiremos viver dentro dos mandamentos que Ele nos deu. E lo so, sembra difficilissimo vivere la legge dei cristiani, no? E eu sei, parece difícil demais viver a lei dos cristãos. Il mondo ci fa credere che sia difficile. O mundo nos faz acreditar que é difícil. Ci dice che la nostra legge, la legge dei cristiani, è una legge di proibizionismo. Nos diz que a nossa lei, a lei dos cristãos, é uma lei de proibição. Non puoi fare questo, non puoi fare quello, Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. non ti puoi ubriacare, non ti puoi drogare, Não se pode se embebedar, se drogar. non puoi fare queste cose qua, Não no? pode fazer essas coisas. Ma in realtà l'apostolo Giacomo nella sua lettera Mas na verdade, o apóstolo Tiago, na sua carta, ci dice che la legge di Cristo è una legge di libertà. nos diz que a lei de Cristo é uma lei de liberdade. Perché quando noi siamo in Cristo, Porque quando nós somos em Cristo, noi siamo liberi di scegliere. somos livres de escolher. Ogni giorno noi abbiamo la possibilità di scegliere, come abbiamo visto prima, tra la vita e la morte. Cada dia temos a possibilidade de escolher, como vimos antes, entre a vida e a Ma morte. siamo liberi di scegliere. Nós somos livres de escolher. Quando noi non siamo in Cristo, Quando não somos em Cristo, noi non siamo liberi di scegliere. não somos livres de escolher. Il peccato sempre ci condizionerà. O pecado sempre vai nos condicionar. Ma in Cristo, Mas em Cristo, la legge che ci ha dato a lei que nos deu diventa una legge di libertà. se torna uma lei de liberdade. Questo non significa che è facile rispettare la legge di Cristo, Isso não significa que é fácil respeitar a lei de Cristo. anche perché il mondo Também porque o mundo fa di tutto faz de tudo per non farcela rispettare. para que nós não respeitemos ela. Si dice che l'adolescenza, c'è là tutta la curva nord degli adolescenti, no? Lá no fundo tem todos os adolescentes. Si dice che l'adolescenza è il periodo, il momento più difficile, no? Nella vita cristiana. Se diz que a adolescência é o momento mais difícil da vida cristã. Perché è vero, è il momento in cui il mondo ci attacca di più, Porque é o momento em que o mundo nos ataca demais. perché i nostri adolescenti vanno a scuola, hanno i compagni di classe Porque os nossos adolescentes vão para a escola, tem os colegas da escola. e all'interno della scuola il mondo ci offre tante cose, no? E dentro da escola o mundo nos oferece tantas coisas. Ci offre di andare a delle feste, Nos oferece para ir em festas, di fumare, di bere. fumar, beber. Tutti noi siamo passati dall'adolescenza, non soltanto loro. Todos nós passamos pela adolescência, não somente eles. E tutti noi abbiamo provato gli effetti che il mondo ha sull'adolescenza. Todos nós temos provado os efeitos que tem a adolescência. E sapete cos'è la cosa più come si può dire, più infima, esiste questa parola? Non si può tradurre. La cosa più brutta che fa il mondo, no? E vocês sabem qual é a coisa mais feia que o mundo faz? È che lui cerca di farci vergognare di essere figli di Dio. É que ele procura fazer com que nós nos envergonhemos de ser filhos de Deus. Perché se ad esempio un ragazzino va a scuola Esse exemplo, se um adolescente vai para a escola e gli viene offerta una sigaretta, e eles oferecem um cigarro para ele, se lui rifiuta, se ele recusa, sarà invergognato dai suoi compagni. ele vai ser envergonhado pelos colegas. E il nemico usa tanto questa vergogna, E o inimigo usa tanto essa vergonha, vergogna di avere questa identità di cristiano, vergonha de ter essa identidade de cristão, per attaccare le nostre vite. para atacar as nossas vidas. Ho preso ad esempio gli adolescenti, Peguei como exemplo os adolescentes, ma è un esempio che va bene per tutti noi, no? mas é um exemplo que vai para todos nós. Quante volte le nostre amicizie, parentele ci offrono qualcosa Quantas vezes as nossas amizades, nossos parentes nos oferecem algo e noi sappiamo e nós sabemos che se diciamo di no se a gente dizer não e rispettiamo i nostri valori e cristiani, respeitamos os nossos valores cristãos, noi saremo invergognati davanti a loro. seremos envergonhados na frente E deles. è questo che Satana vuole fare con noi. É isso que Satanás quer fazer Vuole conosco. farci sentire vergogna di essere cristiani. Quer que nós sintamos vergonha de ser cristãos, Vuole farci sentire vergogna di rispettare i comandamenti di Dio. vergonha de respeitar os mandamentos de Deus. Questo che vuole fare. É isso que ele quer fazer. Vuole far sì che noi non dimostriamo amore a Dio. Ele quer que nós não demonstremos amor a Deus. Sì. Perché c'è scritto in 1 Giovanni, Porque está escrito em 1 João, capitolo 5, versetto 3. capítulo 5, versículo 3. In questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti.
Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. Quindi se noi non osserviamo i comandamenti di Dio, Então, se nós não guardamos os mandamentos de Deus, noi non stiamo dimostrando amore a Dio. não estamos demonstrando amor a Deus. E questo il mondo vuole fare con noi. E é isso que o mundo quer fazer com a gente. Vuole farci invergognare, avere vergogna di avere la nostra identità cristiana. Para que tenhamos vergonha de ter uma identidade cristã. Ma il Salmo 119, versetto 6, Mas Salmo 119, versículo 6, dice così: diz: non mi vergognerò Então não ficarei envergonhado quando considererò tutti i tuoi comandamenti. quando obedecer a todos os teus mandamentos. Non dobbiamo avere vergogna di essere figli di Dio. Não temos que ter vergonha de ser filhos de Non Deus. dobbiamo avere vergogna di osservare i comandamenti di Dio. Não temos que ter vergonha de observar todos os mandamentos de Deus. Ho citato prima 2 Timoteo 1,9, Eu citei 2 Timóteo che 1,9, dice: Egli ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito. Ma senti cosa dice il versetto 10. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito. E la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità e che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo. Um segundo. E agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Gesù ha portato vita e immortalità in mezzo a noi. Jesus trouxe vida e imortalidade È no questo nosso quello meio. che abbiamo appena letto. É isso que a gente acabou de ler. Gesù ha portato vita e immortalità. Jesus trouxe vida e E imortalidade. la sua chiamata che lui ci ha rivolto, E o seu chamado que ele nos deu, quella di andare per il mondo a portare il Vangelo, de ir pelo mundo e pregar o Evangelho, significa portare al mondo vita e immortalità come lui ha fatto. significa levar ao mundo vida e imortalidade como ele fez. Ora, perché noi ci dovremmo vergognare di portare vita? Então por que nós devemos nos envergonhar de trazer vida? No, se Gesù ci chiedesse di portare morte, Se Jesus nos pedisse para levar morte, forse ci potremmo vergognare. talvez podemos nos envergonhar. Ma noi stiamo portando vita e immortalità alle persone. Mas nós estamos trazendo vida e imortalidade para as pessoas. Tu, cristiano salvato da Dio, stai portando devi portare vita alle persone. Você cristão salvado por Deus, você tem que trazer vida para as pessoas. Quando tu rifiuti un invito del mondo, una proposta del mondo, Quando você recusa uma proposta, um convite do mundo, forse sarai invergognato, talvez você vai ficar envergonhado. ma starai portando vita intorno a te. Mas você vai trazer vida ao teu redor. Perché ci dovremmo vergognare di questo? Então por que devemos nos envergonhar disso? Noi siamo chiamati a portare vita e immortalità. Somos chamados a trazer vida e imortalidade. E in che modo il fatto che la nostra chiamata è un comandamento E de que modo o fato que o nosso chamado é um mandamento può darci una motivazione per viverla. pode nos dar uma motivação para vivê-la? Abbiamo detto che i comandamenti sono le leggi di Dio. Dizemos que os mandamentos são a lei de Deus, Sono le leggi che Dio aveva dato, no? Là sul Monte Sinai. as leis que Deus deu lá no Monte Sinai. E i comandamenti non rappresentavano solo la legge civile del popolo di Israele, E os mandamentos não representavam só a lei civil do povo de Israel. come oggi abbiamo le nostre leggi qua in Italia, Como hoje na Itália temos as leis, ma i comandamenti di Dio rappresentavano anche delle leggi spirituali. mas os mandamentos de Deus representavam também leis espirituais. Ossia, i comandamenti non dicevano solo questo è giusto e questo è sbagliato, Ou seja, os mandamentos não diziam só esse é certo e esse é errado. ma i comandamenti dicevano anche questo è santo, questo è peccato. Mas os mandamentos diziam: esse é santo, esse é pecado. E quindi se noi trasgrediamo un comandamento di Dio, Então, se nós transgredimos uma lei, um mandamento de Deus, non solo stiamo sbagliando, não somente estamos errando, ma noi stiamo peccando. mas estamos pecando. Se noi viviamo la nostra chiamata come un comandamento di Dio, Se vivemos o nosso chamado como um mandamento de Deus, noi non possiamo far finta di niente. não podemos fazer de conta de nada. Noi non possiamo non viverla, Não podemos não vivê-la. perché se noi non la viviamo, Porque se a gente não vive, non solo stiamo sbagliando, não somente estamos errando, ma noi stiamo peccando, mas estamos pecando. perché è un comandamento di Dio. Porque é um mandamento de Deus. Un comandamento che se noi non viviamo, trasgrediamo. Um mandamento que se a gente não vive, a gente está transgredindo.
Paolo viveva la sua chiamata come un ordine, come un comandamento di Dio. Paulo vivia o seu chamado como um mandamento de Deus. E l'invito che Dio ci fa questa sera E o convite que Deus nos faz è che anche noi possiamo avere questo come motivazione. é que também nós podemos ter esse mandamento, Possiamo avere questo come motivazione. isso como motivação. La prima motivazione è che noi siamo chiamati per volontà di Dio. A primeira motivação é que somos chamados por vontade de Deus. La seconda è che siamo chiamati come comandamento, come ordine di Dio. A segunda é que somos chamados como mandamento, ordem de Deus. Velocemente andiamo alla terza e ultima motivazione, Rapidinho vamos para a terceira e última motivação. che si trova nella lettera a Tito, capitolo 1, versetto 1. Se encontra na carta de Tito, capítulo 1, versículo 1. Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. Possiamo ripetere insieme: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Gesù Cristo, per promuovere. Amen. Questa è la terza motivazione che Paolo aveva per vivere appieno la sua chiamata. E se c'è una persona nella Bibbia che ha vissuto veramente appieno Essa la era sua a chiamata, terceira motivação que Paulo tinha para viver a pleno o seu chamado. e se c'è una persona nella Bibbia che ha vissuto veramente appieno la sua chiamata, E se tem uma pessoa na Bíblia que viveu plenamente o seu chamado, è proprio l'Apostolo Paolo. é próprio o apóstolo Paulo. Paolo per la sua chiamata è stato frustrato. Paulo, pelo seu chamado, foi frustrado. Paolo per la sua chiamata è stato lapidato. Pelo seu chamado, foi lapidado, apedrejado. Essere lapidati al tempo di Paolo, no? Giusto una precisazione storica, così è anche più chiaro. Vou dar um contexto histórico, assim é mais claro. Essere lapidati a quel tempo Ser apedrejado naquele tempo significa che facevano una buca per terra, significa que eles faziam um buraco no chão, ti mettevano dentro la buca te colocavam dentro do buraco, e stavi fuori solamente da qua in su. você ficava fora só daqui para cima. Quindi tu non ti potevi muovere, Então você não podia se non mexer, potevi não scappare, podia escapar, cercare di schivare le pietre come Matrix. desviar das pedras como Matrix. No, tu dovevi stare lì fermo e ricevere le pietre addosso. Quindi è una cosa molto brutta, no? Então você tinha que ficar parado e receber as pedras. Era E uma coisa Paolo muito feia. Paolo è stato lapidato 2 volte. E Paulo foi apedrejado 2 vezes. E alla fine Paolo è anche morto per la sua chiamata. No fim, Paulo até morreu pelo seu chamado. Quindi se c'è una persona che aveva veramente motivazione nel vivere la chiamata, Então, se tem alguém que realmente tinha motivação em viver o seu chamado, è l'Apostolo Paolo. era o apóstolo Paulo. E per questo motivo io credo che anche per noi conoscere queste E motivazioni por esse motivo, eu creio que também para nós conhecer essas e motivações vivere queste e motivazioni viver essas motivações sia importante. seja importante. Quindi la terza motivazione che Paolo aveva, Então, a terceira motivação que Paulo tinha, come abbiamo appena letto, como era acabamos de che, ler, sì, era che Dio l'ha chiamato per promuovere la fede negli eletti. era que Deus o tinha chamado para conduzir a fé dos eleitos. In che modo Paolo poteva promuovere la fede? E de que jeito Paulo podia promover a fé? In che modo noi possiamo promuovere la fede? De que jeito nós podemos promover a fé? Sicuramente noi non possiamo creare la fede nelle persone. Com certeza não podemos gerar a fé nas C'è pessoas. scritto in Ebrei 12 che Dio crea la fede. Está escrito em Hebreus 12 que Deus cria a fé. Lui è l'autore e il consumatore della fede. Ele é o autor e consumador da fé. Quindi noi non possiamo creare la fede nelle persone. Então nós não podemos gerar fé nas pessoas. Sicuramente non possiamo prestare la nostra fede alle Com persone, no? certeza não podemos emprestar a nossa fé para as pessoas. E allora in che modo noi possiamo promuovere la fede nelle persone? Então de que jeito podemos conduzir, promover a fé nas pessoas? Attraverso le nostre opere. Através das nossas obras. Il versetto che abbiamo già citato 2 o 3 volte questa sera. Versículo que a gente já citou 2, 3 vezes. 2 Timoteo 1,9 2 Timóteo 1:9. ci dice che Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito. Nos diz que Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito.
Ma come? Vi ho appena detto che noi possiamo promuovere la fede attraverso le opere, Mas como eu acabei de falar que a gente pode promover a fé através das obras, ma su questo versetto vediamo che Dio non ci ha chiamato per le opere. mas nesse versículo a gente vê que ele não nos chamou pelas obras. Cosa significa questo? O que significa isso? Quando Paolo scrive questo versetto, Quando Paulo escreve esse versículo, non sta parlando delle opere che noi dobbiamo fare, não está falando das obras que devemos fazer. sta parlando delle opere che noi abbiamo fatto, Está falando das obras que nós fizemos. delle opere che abbiamo fatto prima della nostra conversione. As obras que a gente fez antes da nossa Di conversão. chi eravamo prima della nostra De conversione. quem éramos antes da nossa conversão. E a questo Dio interessa relativamente. E isso Deus se interessa relativamente. A Dio non gli interessa se prima della nostra conversione eravamo cattive persone. Deus não se importa se antes da nossa conversão éramos pessoas más. A Dio non si importa se prima della nostra conversione abbiamo avuto difficoltà nelle nostre relazioni. Deus não se importa se antes da nossa conversão tivemos dificuldades nos nossos relacionamentos. E allo stesso modo Dio non si importa dei talenti che avevamo prima della nostra conversione. E Deus não se importa dos talentos que tínhamos antes da nossa conversão. Non è che se una persona che era un cantante prima Beh, della Não conversione é que se uma pessoa era um cantor antes da sua conversão, si converte, servirà a Dio lodandolo. ele se converte, ele vai servir a Deus adorando. O se una persona era brava a parlare, si converte, servirà a Dio predicando. Ou se uma pessoa falava bem, ele vai se converter e vai servir a Deus pregando. Non per forza. Não por força. Dio non ci ha chiamato per le opere che facevamo, Deus não nos chamou pelas obras que fizemos, ma ci ha chiamato per il proposito che Lui ha nelle nostre vite. mas nos chamou pelo propósito que Ele tem nas nossas E il vidas. proposito che Lui ha nelle nostre vite è molto più grande di quello che noi vivevamo prima. E o propósito que Ele tem para as nossas vidas é maior do que nós vivemos antes. Ciò di cui Dio ci vuole arricchire oggi, dopo che ci ha chiamati, è molto più grande di ciò che noi vivevamo prima. Aquilo que Deus tem para nós agora que nos convertemos é maior do que nós vivemos antes. I doni che Dio ci vuole dare oggi sono molto più grandi dei talenti che avevamo un tempo. Os dons que Ele quer nos dar hoje são maiores dos nossos talentos passados. Certo, Dio si importa del nostro passato, Com certeza Deus se importa com o nosso può passado. usare il nostro passato, Ele pode usar o nosso passado, ma non per forza è così. mas não por força tem que ser assim. Se oggi c'è una persona che deve ricevere una parola da Dio Se hoje tem uma pessoa que tem que receber uma palavra de Deus e vicino a questa persona c'è solo un muto, e perto dessa pessoa tem só um mudo, Dio farà parlare quel muto, Deus vai fazer falar aquele mudo, perché non è per le nostre opere, porque não é pelas nossas obras, ma secondo il suo proposito. mas segundo o seu propósito. E le cose che Dio ci farà fare per il suo proposito E as coisas que Deus vai fazer a gente fazer pelo seu propósito sono molto più grandi são muito di maiores quello che noi pensiamo, di quello che noi possiamo do immaginare. que nós pensamos ou imaginamos. E quindi quali sono le opere che oggi noi possiamo fare? Então, quais são as obras que nós podemos fazer hoje? In che modo noi possiamo promuovere la fede negli eletti? De que jeito podemos promover a fé dos eleitos? Predicando il Vangelo. Pregando o evangelho. Questo è quello che noi possiamo fare. Isso é o que nós podemos fazer. Predicare il Vangelo. Pregar o evangelho. Perché è vero, è Dio che crea la fede in noi. Porque a verdade é Deus que cria a fé em nós. Ma sta scritto che la fede viene dall'ascoltare Mas está escrito que a fé vem pelo ouvir e ascoltare la parola di Dio. e ouvir a palavra de Deus. C'è scritto quanto sono belli i piedi di coloro che portano il Vangelo. Está escrito quão são belos os pés daqueles que levam, trazem o Quello che evangelho. noi possiamo fare oggi è portare la parola di Dio. Aquilo que nós podemos fazer hoje é levar a palavra de Deus. Portare la parola di Dio come sappiamo fare, Levar a palavra de Deus como sabemos fazer. con la nostra voce, con la nostra danza, Com a nossa voz, com a nossa dança, con le testimonianze delle cose che Dio ha fatto nella nostra vita. com os testemunhos das coisas que Deus fez nas nossas vidas. Non è importante il modo in cui noi portiamo la parola di Dio. Não é importante o jeito que a gente leva a palavra de Deus. L'importante è che noi portiamo la sua parola, O importante é que a gente leve a palavra de Deus. perché sta a noi seminare, Porque cabe a nós semear, sta a noi piantare. cabe a nós plantar. Dio mette la fede nella vita di una persona, Deus coloca a fé na vida de uma pessoa, ma noi siamo quelle persone mas nós somos aquelas pessoas che Dio ha scelto, que Deus escolheu, che Dio ha chiamato Deus chamou per prendere quella fede para pegar aquela fé e piantarla e nel plantar terreno no terreno e annaffiare quella fede. e regar aquela planta. C'è un versetto bellissimo che dice così: Tem um versículo lindo que diz: Paolo ha piantato, Paulo plantou, Apollo ha annaffiato Apolo regou, e Dio ha fatto crescere. mas Deus fez crescer. Dio ci dà la fede Deus nos dá a fé e Dio la fa e crescere. Deus faz crescer. Ma a quelle persone Mas aquelas a pessoas cui compete piantare la fede e annaffiare la a fede que cabe regar a fé
siamo noi. somos nós. E non dobbiamo farlo solo nella nostra vita, Não devemos fazer somente na nossa vida, ma ancora di più dobbiamo farlo nella vita degli altri. mas ainda mais devemos fazer na vida dos outros. Perché la chiamata che Dio ci ha dato non è per noi. Porque o chamado que Deus nos deu não é para nós. Non è per me che io sono, che sono pastore. Não é para mim que eu sou pastor. Non è per lui che Fabiano è presbitero. Não é para ele que Fabiano é presbítero. Non è per lui che Paolo era apostolo. Não é para ele que Paulo era apóstolo. Ma è per gli altri. Mas é para os outros. La nostra chiamata è per gli O altri. nosso chamado é para os E outros. Dio ci ha scelto E Deus nos per escolheu promuovere la fede nelle altre persone. para promover a fé nas outras pessoas. Questa è la terza motivazione che Paolo aveva. Essa terceira motivação que Paulo tinha. E per concludere questo messaggio, E para concluir essa mensagem, io voglio lasciarvi una promessa, eu quero deixar para vocês uma promessa. che non è una promessa che vi faccio io, E não é uma promessa que eu estou fazendo, ma una promessa che Gesù Cristo ci ha fatto. mas uma promessa que Jesus Cristo nos fez. Quello stesso giorno in cui ci ha inviato per il mondo con Aquele questa mesmo chiamata. dia que Ele nos enviou pelo mundo com esse chamado, Lui disse: andate per il mondo, predicate il Vangelo, Ele disse: ide pelo mundo e pregai o Evangelho, battezzate le persone, batizai as pessoas, insegnate di quello che io vi ho trasmesso. ensine aquilo que eu transmiti para vocês. E io vi prometto una cosa: E eu prometo uma coisa: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. eu vou estar com vocês até o fim da idade presente. Non pensiate che in questa chiamata voi sarete da soli. Não pense que nesse chamado vocês estarão sós. Gesù sarà con voi. Jesus vai estar com vocês. In ogni momento di questa vostra camminata, A cada momento da vossa caminhada, in ogni passo che a darete, cada passo que vocês darão, ogni volta che voi aprirete bocca per parlare del Vangelo, cada vez que vocês vão abrir as vossas bocas para pregar o lo Evangelho, Spirito Santo guiderà i vostri passi e le vostre o parole. Espírito Santo vai guiar os vossos passos e as vossas Gesù palavras. sarà con voi. Jesus vai estar com vocês. Non sarete da soli. Vocês não vão estar sozinhos. Non temete di questo. Não temam isso. Anzi, fate vostre le parole che Dio disse a Giosuè Tomem posse das palavras que Deus diz a Josué, quando gli disse: non temere, perché io, l'Eterno, combatterò per te. quando ele diz: não temas, eu, o Eterno, vou combater por você. Perché, come ho detto prima, ci sono persone che confidano nei carri, Porque como eu disse antes, tem pessoas que confiam nos carros, ci sono persone che confidano nei cavalli, pessoas que confiam nos cavalos, ci sono persone che confidano nella scienza, pessoas que confiam na ciência, altre che confidano nella loro forza. outras que confiam na sua força. Ma noi Mas nós, che serviamo il Signore, que servimos ao Senhor, noi confidiamo nel Signore degli eserciti. nós confiamos no Senhor dos exércitos. E questo stesso Signore Esse mesmo Senhor è quello che ci accompagnerà in questa chiamata. é o que vai nos acompanhar nesse chamado. Non temere, perché non sarai solo. Não tema, porque você não vai estar Lo sozinho. Spirito Santo starà con O te. Espírito Santo vai estar com você. Non è più tempo di rimanere seduti, Não é mais tempo de estar sentado, non è più tempo di rimanere fermi. não é mais tempo de ficar parado. Dio ti ha già dato la sua chiamata. Deus já te deu o seu chamado. Prendi queste 3 motivazioni. Eu me posso dessas 3 motivações. Tu sei stato chiamato per volontà di Dio. Você foi chamado por vontade de Deus. Sei stato chiamato come comandamento di Dio. Foi chamado por mandamento de E Deus. sei stato chiamato per portare fede alle altre persone. E foi chamado para levar fé para as outras pessoas. È un grande onore quello che Dio ti ha dato. É uma grande honra o que Deus te deu. Prendi queste motivazioni Tome essas motivações e comincia a vivere un nuovo inizio della tua chiamata. e comece a viver um novo começo do teu chamado. Amen. Amém. Ti invito ad alzarti in piedi. Te convido a se levantar. Padre, nel nome di Gesù, io metto davanti a te oggi la tua Chiesa per questo nuovo inizio, per questo rinnovo di chiamata, Signore, che tu oggi stai facendo nelle nostre vite. Signore, che ognuno di noi possa venire a prendere queste motivazioni, Signore, come l'Apostolo Paolo prese e comincia a vivere un nuovo livello della sua chiamata. Che ognuno di noi possa essere cosciente che non è più il tempo di rimanere seduti, che non è più il tempo di rimanere fermi, che non è più tempo di perdere tempo, ma che ognuno di noi possa finalmente prendere ciò che tu gli hai dato, Signore, e andare a predicare il tuo Vangelo. Che il fatto che tu ci hai chiamato secondo la tua volontà, che il fatto che la nostra chiamata è un tuo comandamento e che il fatto che noi siamo chiamati per raggiungere le persone e portare fede nelle vite delle altre persone possano essere le motivazioni alla base della nostra chiamata, motivazioni che ci spingono a andare sempre avanti e non voltarci indietro, motivazioni che ci diano forza ogni giorno, motivazioni che seguiti, Signore, dal tuo Spirito, sapendo che tu combatti con noi, ci porteranno a trasformare generazioni e generazioni. Noi, Signore, mettiamo
mettiamo la nostra vita nelle tue mani. Ricevi questa chiesa, Signore, fai di noi ciò che vuoi e facci vivere un nuovo momento della nostra chiamata. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Sei qui, sono pronto anch'io, ti prego riempimi ancora, cancello ogni limite e ogni cosa che possa portarmi lontano da te. Accendi un fuoco in me che purifica, che mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Alleluia, 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 adoro te. Tu sei qui, sono pronto anch'io, ti prego riempimi ancora, cancello ogni limite e ogni cosa che possa portarmi lontano da te. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti.
adoro te. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Alleluia, alleluia, adoro te. Stiamo già finendo il nostro culto e io credo che sia un culto che Dio abbia apprezzato. Credo che Dio abbia sentito la nostra lode, credo che Dio abbia ascoltato la nostra adorazione e che si sia rallegrato lassù in cielo. E io voglio chiederti di terminare questo culto
facendo tutti insieme un applauso al Signore per lodarlo ancora un'ultima volta questa sera. Possiamo accendere le luci? Sì, c'è la cucina dopo, quindi se non avete fretta fermatevi, mangiamo qualcosa insieme, facciamo questo momento di comunione. Ci sono da fare i compleanni. Chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Mary! Vieni Mary, vieni Mary. A Mary le facevamo salire anche se non era il suo compleanno, per una volta che riesce a venire di sabato. Festeggiamo tutti i compleanni degli ultimi 5 anni. Vieni su Mary. Oppa. Qualcun altro ha compiuto gli anni l'ultima settimana? Nessuno? Sicuri? Il mese scorso è stato il compleanno di Gilson e non ci ha detto niente per non salire. Dai Gilson, vieni qua. Stiamo scherzando. C'è qualcun altro che si sta nascondendo? Da ora in poi chi si nasconderà verrà per 3 volte di seguito. Amen. Facciamo una preghiera per loro. Non è solamente un momento allegro con la canzone e tutto, ma questo è anche un momento per chiedere a Dio le sue benedizioni sulla vita dei fratelli che compiono un altro anno. Non stiamo solo celebrando loro, ma ancora di più stiamo chiedendo la mano di Dio sulla loro vita, quindi ti invito a alzare la tua mano verso di loro affinché Dio possa benedire questo nuovo anno. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo, Signore, oggi per i nostri fratelli Gilson, Mary, che hanno compiuto un altro anno di vita, Signore. Io ti chiedo che, Signore, tu possa riempire di benedizioni questo nuovo anno, di riempire di benedizioni le loro case, Signore, di riempire di benedizione i loro progetti, Signore, e ogni passo che muoveranno in questo nuovo anno. Che la tua gioia, la tua allegria, Signore, che il tuo amore possa essere versato su di loro insieme al tuo spirito e alla tua presenza. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Allora, che le benedizioni di Dio possano essere non solo su di loro, ma su tutti quanti noi, che questa settimana possa essere una settimana benedetta, che il suo amore, che la sua gioia, che la sua allegria, che la sua unione possano essere versati sulle nostre case. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.